Sono da poco scattate, come vedete, le 24 ore di questo sequestro. Da ieri 4 uomini, 2 rapinatori, un gioielliere e un suo amico di quasi 70 anni sono chiusi dentro quella gioielleria, circondati dai gruppi speciali di polizia, carabinieri e della Criminal Pol. Stamani uno dei rapinatori ha di nuovo parlato con i giornalisti per telefono, una frase agghiacciante: ho 3 possibilità davanti a me, ha detto, quella di morire per una pallottola in testa, quella di farla franca, oppure di prendermi 30 anni di galera, e me le voglio giocare tutte e 3. Va dunque avanti l'attesa. Loro, i rapinatori, chiedono un'auto e la libertà, ma il magistrato dice di no, non l'avranno. Ascoltiamolo. Quello non possono farlo, non possono assolutamente. Sarà impedito in qualsiasi maniera di fare questo, però. Questa è la risposta inequivocabile del dottor Antonino Costanzo, che ha alle spalle un'esperienza importante di sequestri, la rivolta nel carcere di Portazzuro. Intanto si sta ancora lavorando per capire chi sono questi 2 misteriosi rapinatori. Senz'altro sono dei professionisti, probabilmente hanno alle spalle pesanti pene da scontare. Per concludersi con il rilascio anche dell'altro prigioniero, il proprietario del negozio. Individuati 2 banditi asserragliati nella gioielleria, le ore sono trascorse tra trattativa e attesa. Colleghiamoci subito con Vicarello. A che punto siamo? Stefano Marcelli. E ancora trattativa e attesa, sono queste le 2 parole che si ripetono qui a Vicarello. Poco fa c'è stata una novità: il procuratore capo di Livorno, i 2 banditi hanno cominciato a parlarsi per iscritto, prima una proposta del magistrato e poi si attende la risposta dei rapinatori. Restano le 2 posizioni su cui si è impostato fin dall'inizio questo braccio di ferro. Loro, i rapinatori, vogliono un'auto per potersene andare via con un ostaggio e il magistrato risponde di no. Ma pare che in mezzo a questi 2 punti estremi stiano emergendo nuovi punti di trattativa. Insomma, c'è ottimismo, e c'è ottimismo anche perché la gente di Vicarello, che vedete attorno a me insieme alle forze dell'ordine, ha potuto riabbracciare ieri sera alle 11:20, e possiamo vederlo nelle immagini, ha potuto riabbracciare un proprio amico, il signor Silverio Lisi, amico del gioielliere. Lo vedete, esce dalla gioielleria con un sorriso, fa subito una battuta: dovrò pagare da bere a chi mi portava l'acqua in questi giorni. Il paese lo abbraccia, ed è il primo dato concreto, positivo in questa vicenda, che naturalmente si riverbera anche sull'oggi, su un nuovo ottimismo che c'è. Si era temuto molto, ricorderete, per le condizioni di salute del signor Sobriero, che da poco aveva sofferto un infarto ed è gravemente ammalato di diabete. Per ora non c'è altro da dire, l'attesa continua, ma anche la trattativa che appare sempre più stretta, e quindi si spera che Francesco Facciolo e Santi Siino, i 2 detenuti in semilibertà che avevano tentato questa rapina andata male, comincino a riflettere che la fuga alla libertà è una soluzione irreale e scendano a patti. Ti restituisco la linea. Giuro, da quel momento si è capito che c'era una svolta nelle trattative, è arrivato anche il giudice di sorveglianza di Siena. Finisce così questo incubo durato 4 giorni. Resta Marcelli, sicuramente ora un dibattito. Marcelli, scusa, non so se riesci a sentirmi. Sì, è chiaro che la gente a Vicarello è felice ed esprime questa felicità anche in modo che i telespettatori possono vedere chiaramente. Volevo domandarti, si sa qualche particolare su come sono andate le trattative, cioè quali sono le condizioni in qualche modo che hanno poi sbloccato la situazione? Ma fin dal primo giorno, bisogna dire, il procuratore capo di Livorno, Antonino Costanzo, che ha coordinato tutte le operazioni, ha detto che era presente alla rivolta di Porto Azzurro, ha detto di avere la netta impressione che questi rapinatori volessero in qualche modo riferirsi a questo, e in effetti sul finale si è avuto una conferma, come dicevo, con la presenza di 2 avvocati. E allora, sul modello delle richieste di tutti
Nuti e Rossi, i due capi di quella rivolta, e probabilmente è stata chiesta una scelta del carcere dove saranno ospitati e probabilmente anche qualche promessa sulla applicazione di punizioni non così forti come il codice prevede, ma soprattutto sulla non cancellazione delle possibili riduzioni future in vista di una buona condotta. Bene, dunque un incubo è finito, ti ringraziamo Marcelli, noi riprendiamo la linea a Roma, andiamo avanti con il giornale. 2 malviventi si sono arresi, era circa la mezzanotte. Linea Stefano Marcelli. Sì, è davvero finito l'incubo. Dopo 5 giorni dalla fallita rapina qui a Vicarello, attorno alla gioielleria, la vita è tornata alla normalità. Ha riaperto l'edicola, rimasta chiusa per motivi di sicurezza, il bar vicino alla gioielleria e anche la chiesa, perché il parroco in questi giorni ha dovuto trasferirsi per officiare la messa nella vicina scuola materna. Il primo a recarsi sul sagrato della chiesa stamattina è stato proprio l'amico del gioielliere, il signor Sobriero, e sicuramente nella messa si è proprio riflettuto e meditato anche sulla vicenda appena conclusa. I 2 rapinatori intanto sono stati interrogati per tutta la notte e sono stati accompagnati nei carceri. Ci sono ancora in paese giornalisti e fotografi a caccia di impressioni, di immagini del giorno dopo, ma l'emozione maggiore resta ancora quella del momento della liberazione e il primo incontro diretto con il gioielliere Lido Meucci. Ecco le sue prime emozioni, le sue prime parole all'uscita ieri notte dalla stazione dei Carabinieri di Colle Salvetti, raccolte dal collega Massimo Lucchesi. Come sta? Come va? Bene, tutto bene. Cosa ha provato in questi giorni? Un po' di emozione ma tutto a posto. Come l'hanno trattato? Benissimo, bene, E ha veramente. avuto paura? Paura sì, ma insomma poi... Lei è d'accordo con l'altro suo compagno che erano bravi, insomma? Bravissimi, bravi veramente, ci hanno trattato... Cosa ha provato quando il suo amico l'ha lasciata, è stato liberato? Provato, mi trovavo solo a concludere questa vicenda, non so come poteva andare. Stamani Sobriero Lisi, che è stato liberato in anticipo, è andato davanti alla casa dell'amico Lido Meucci per salutarlo, ma non è voluto uscire, riposa, riflette, cerca di assorbire questa brutta avventura. I banditi non sapevano, per 4 giorni e 4 notti sono stati spiati da una delle 2 telecamere dentro la gioielleria che non avevano scoperto ed era rimasta in funzione, un'arma importante per una battaglia combattuta più con la psicologia che con le armi e culminata poco prima della mezzanotte di ieri con la resa dei rapinatori. Mentre a Vicarello torna la calma e la vita normale, Francesco Facciolo ed Egisto Siino sono al carcere di Varese. Lido Meucci parla di loro come bravi ragazzi, confessa di averli salutati con baci e abbracci e 2 regalini in oro. Rivela anche che erano disposti a morire pur di non arrendersi fino a ieri mattina, quando capì che sarebbe tornato a casa. Ho capito quando a un certo punto non parlavano più di portarmi per ostaggio e avere la macchina, uscire loro e portarmi dietro per ostaggio, ma che naturalmente accettavano le minime, facendo i conti, insomma, le minime pene, insomma, che gli rientravano già secondo loro nelle sue possibilità, allora accettavano di rendersi. A questo punto, siccome la macchina non gliela davano, l'ostaggio, allora io mi cominciai a essere contento, per dire, ne avrei regalato anche lui.